All'Hot Corner di Venezia 78 oggi abbiamo Marzia Onorato, protagonista di Qui rido io di Mario Martone. Me l'hai già un pochino raccontato, ci siamo già sentiti e vorrei partire da un elemento con te e approfondirlo. Il tuo personaggio, mi hai spiegato in un'altra intervista che ti ha lasciato molto e la tieni quasi a esempio. Puoi raccontarmi meglio? Sì, allora, diciamo che prima di girare questo film ho approfondito moltissimo la storia dei fratelli De Filippo e di Titina e in particolare proprio il suo modo di non lasciarsi ostacolare dagli altri, da chi non voleva farle realizzare il suo sogno. Mi ha ispirato molto e lo utilizzo soprattutto come esempio, come piccolo reminder un po' tutti i giorni. Un'altra cosa molto interessante che poi viene fuori dal film è il ruolo del comico che non deve far saper solo ridere e Martone insomma è riuscito molto a costruire questo ideale intorno al personaggio di Tony Servillo. Me lo puoi spiegare meglio tu Sì. che hai preso parte al film? Assolutamente, ovviamente dietro questa grandissima commedia, dietro le risate, che è un po' la cosa per cui viene ricordato maggiormente Edoardo Scarpetta, c'è una grandissima storia di sofferenza, di dolore, di amori magari non corrisposti, perché comunque i figli volevano bene al padre, volevano la sua approvazione a tutti i costi, cercavano di recitare come meglio potevano proprio per guadagnare la sua stima, quindi diciamo è qualcosa che si contrappone costantemente. Il film è presentato in concorso a Venezia 78, che insomma è il festival la mostra del cinema, è il festival di cinema più importante del mondo. Per la prima volta tu sei qui, punto d'arrivo, punto di partenza. Allora, ovviamente quando sono andata a fare il primo provino non mi aspettavo di arrivare qui, soprattutto in concorso. Non sapevo fosse in concorso, è stata una sorpresa grandissima e quindi essendo la mia prima esperienza sono veramente tantissimo emozionata. È un grande parco giochi. Assolutamente. Senti, appunto sei un'attrice molto brava, molto giovane e il futuro del cinema italiano secondo me è ricco di attrici e attori molto bravi, ma mi hai detto di Titina, ma un altro tuo punto di riferimento quale può essere? Allora, ovviamente da napoletana ti dico Sofia Loren. Per quanto riguarda poi altre leggende, Jean Moreau, cioè per me è molto importante avere come punti di riferimento soprattutto donne, perché mi posso confrontare e poi perché hanno una forza straordinaria. Ultima cosa che ti chiedo è più una curiosità, da cinefila quale sei, un film che consigli di vedere ma che non è così conosciuto insomma. Allora, se ti posso dire la verità, proprio il mio film preferito che mi ha aperto un mondo si chiama Rabbit's Moon e il regista è molto particolare, diciamo fa un cinema molto sperimentale. Quindi diciamo questo è un film che mi ha aperto un po' questo mondo, anche dei film un po' più di nicchia, diciamo questo stile qua. Grazie, Grazie a te. grazie.